Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia e i principali titoli della mattina. Ancora sconosciute le cause che hanno portato al decesso della 38enne trovata senza vita 3 giorni fa nella casa di villeggiatura che aveva affittato insieme al compagno a Fondachello nel Catanese. Esami aggiuntivi saranno necessari per completare l'autopsia ordinata dalla Procura di Catania e svolta ieri sul corpo della donna. Adesso il caso della morte di Davide Licata, scomparso l'anno scorso a soli 12 anni durante un allenamento in una palestra di Favara. La Procura di Agrigento aveva chiesto l'archiviazione del caso, ma il GIP ha rigettato la richiesta ordinando ulteriori indagini. E rimaniamo ad Agrigento, dove un automobilista di Caltabellotta ha riottenuto la patente di guida dopo una battaglia legale durata ben 23 anni. All'uomo era stata revocata la licenza di guida nel 1996 dalla prefettura, oggi condannata alle spese legali. Ci spostiamo a Palermo, dove la polizia ha arrestato un 39enne sorpreso a passeggiare con un pacchetto contenente oltre 1 chilo di cocaina. All'interno di un box di sua proprietà i poliziotti hanno anche ritrovato armi clandestine. E chiudiamo con il ritorno all'attività del vulcano Stromboli. Ieri sera è stata registrata una forte esplosione seguita dalla formazione di un'alta nube di cenere. Stromboli che resta sorvegliato speciale dalla Protezione Civile e dall'INGV. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguiti, arrivederci.